Ciao, sono il figlio del Romano Veneto, ho 10 anni e questo è mio padre. Lui fa il commissario. Vi voglio raccontare la storia sua. È una storia vera, mica una favola. Ma voi state attenti, perché le storie vere fanno paura. La campagna veneta all'alba sembra un dipinto, ma è un'illusione. Sotto la facciata di ordine si nascondono segreti oscuri. Come diceva mio padre, l'acqua cheta rovina i ponti. Quella mattina un pescatore aveva appena scoperto un corpo, un altro cadavere per la collezione di mio padre. Qua dicono, chi pesca pesci pesca anche guai. E avevano ragione. Mentre il pescatore aspettava, è arrivata l'ispettore Zanetti. Lei è arrivata per prima di mio padre. Ha guardato il corpo, ha cercato nelle tasche, voleva sapere chi era. Nelle tasche della vittima, la Zanetti ha trovato un portafoglio. Dentro c'era un documento. Luca Moretto, 38 anni, imprenditore edile. Mo sapeva come si chiamava. Poi la Zanetti ha chiamato la centrale. Ha detto, trovato un corpo, identità confermata, Moretto. La centrale ha chiamato mio padre e così è cominciato tutto. Bella, vero? E il telefono ha squillato nella stanza di mio padre. Era l'una di notte, o forse le 5, non lo so, ma lui si è svegliato subito, come un soldato. Dai, Vecio, Moretto. Il nome rimbalzò nella testa di mio padre come un proiettile. Luca Moretto, l'imprenditore che si credeva Dio in terra. Qualcuno gli ha ricordato che era solo un uomo. Guidare nella nebbia veneta è come camminare in un cimitero, non vedi un cavolo. Roma era rumorosa, almeno lì sapevi chi ti voleva morto. Qua invece, manco lo sai. Roma mancava mio padre, bella mia. Lì le cose erano più chiare. Qua invece tutto è nascosto nella nebbia. I crimini qui non fanno rumore, ma la verità viene fuori sempre. Qua dicono, e il diavolo fa le pentole, ma no i coperchi. Ti ammazzano per 200.000 euro e ti buttano in acqua come immondizia. Il male non ha confini, bella mia, e mio padre lo sapeva combattere. Qua dicono, chi la fa l'aspetti. Mio padre lo diceva sempre. La 1000ª volta che vedi un cadavere è routine, non provi più niente, solo stanchezza, come dopo una partita del Treviso persa all'ultimo minuto. Che palle ho! Alla fine c'è solo rabbia per chi aveva tolto una vita. Anche se non valeva un cavolo. La vita è come il prosecco. Una volta aperta va bevuta subito o diventa aceto. Guarda te, questo, diceva mio padre. Moretto giaceva sulla riva fangosa, coperto da un telo blu. La scientifica lavorava. Mio padre osservava. In questo mestiere chi osserva vive più a lungo, si dice qua. Mio padre vedeva i segni sul collo, vedeva la corda. Questo non era annegamento, era omicidio. I morti non mentono, sono i vivi che parlano troppo. Me lo ripeteva sempre. Ogni cadavere parla, devi solo sapere ascoltare. 2 paia di impronte. Le impronte sono come le parole, non mentono mai, ma vanno interpretate. Qua si usa così, guarda. Mio padre me lo insegnava. Lui trovò 2 tipi di impronte. Una era del Moretto, l'altra era dell'assassino. Scarpe numero 42. Qualcuno che conosceva bene quel posto. Qua dicono, chi conosce la terra conosce i segreti. Mio padre lo sapeva bene. Un appuntamento. Moretto era stato attirato lì e ucciso, con freddezza. La fredda calcolatrice dell'assassino. Sorridi, stringi la mano, poi affondi l'arma. Bella, vero? Mio padre sapeva che per capire chi aveva ucciso Moretto doveva parlare con chi conosceva tutti i segreti del paese e c'era un posto dove tutti parlavano, il bar di Bombolo. Qua dicono, chi vuole sapere deve ascoltare. Conosceva ogni segreto de Mogliano, diceva sempre, il caffè buono si paga con le informazioni e se lo dice lui, mio padre, lo conosceva bene. Ed eccolo il gestore del bar. Bombolo!
Conosceva ogni vizio, ogni peccato. Bombolo non mente mai, ma non dice mai tutta la verità. L'arte del barista, dare abbastanza da saziare, non abbastanza da morire. Qua si usa così. Quella mattina mio padre parlò con Bombolo di appalti pubblici, dei politici e del dottor Conti. Qui la politica è come il radicchio, amaro ma necessario. Che schifo, dai! Bombolo ha fatto un nome, dottor Conti, il medico legale. Aveva perso 200.000 euro con Moretto, un motivo per uccidere. Ah oh, i soldi fanno fare cose pazze. Qua dicono, e il denaro ha gli occhi ciechi. Mio padre ha capito subito. Dopo il bar, mio padre è andato all'obitorio per parlare con il dottor Conti, il medico legale. Voleva vedere i risultati dell'autopsia, ma voleva anche guardare Conti negli occhi. Qua dicono, chi ha la coscienza sporca non guarda in faccia. Mio padre lo sapeva. Conti doveva mostrare i risultati a mio padre, era il suo lavoro. Disse, annegamento, tutto sembrava regolare, troppo regolare, ma mio padre non si fidava. Qua dicono, la perfezione è sospetta, ma mio padre notò una cosa, le mani dei Conti tremavano, poco, ma tremavano. Un medico deve avere mani ferme per lavoro, se tremano c'è qualcosa che non va. Qua dicono, le mani non sanno mentire. Mio padre capì che Conti nascondeva qualcosa, lo fissò negli occhi, Conti guardò da un'altra parte. Quando uno ha la coscienza sporca non guarda in faccia, qua lo dicono sempre. Conti diventò nervoso, si passò la mano tra i capelli, deglutì forte, gli occhi cercavano una via d'uscita. Mio padre aveva visto tutto, la caccia era cominciata. Conti disse che era tutto legittimo, ma mio padre non ci credeva. Moretto era un criminale e Conti lo sapeva. Qua dicono, chi tace acconsente. Mio padre lo sapeva bene. I cantieri abusivi sono come tumori, crescono di nascosto, divorano il territorio. Mio padre voleva vedere con i suoi occhi. Qua dicono, chi vuole capire deve guardare. Moretto operava senza permesso. Qualcuno l'ha fermato. La Zanetti e mio padre camminavano nel cantiere, cercavano prove. Qua dicono, le prove stanno nei dettagli. 3 ville di lusso, dove avrebbero dovuto esserci campi. Permessi falsi. Corruzione. Mio padre trovò un mozzicone di sigaro, costoso, di qualcuno importante. Andarono dalla moglie di Moretto. Lei piangeva, ma mio padre sapeva, non tutte le lacrime sono sincere. Qua dicono, chi piange troppo nasconde qualcosa. La signora Moretto giurava che suo marito era innocente, ma mio padre aveva visto i documenti, i soldi spariti. Lei sapeva più di quello che diceva, ma le bugie hanno le gambe corte, bonifici sospetti, conti in mezzo. Lei sapeva. Qua dicono, la verità vien fuori come l'olio sull'acqua, sempre. La sera tornarono al bar di Bombolo. Lì si parla, si ascolta. Mio padre doveva sapere ancora qualcosa. Qua dicono, chi vuole sapere deve ascoltare. Bombolo raccontò a mio padre che la domenica sera Conti e Moretto litigarono alle 22 nel bar. Tutti sentirono. Qua le voci corrono veloci. Bombolo raccontò a mio padre, la domenica sera alle 22 Conti e Moretto litigarono al bar, urlarono, tutti sentirono, ma non era finita lì. Qualcuno li vide andare verso il cantiere, dopo. Mio padre capì che lì finì tutto. Pioggia, urla. Uno dei due non uscì vivo. Qua dicono, 2 galli, uno muore. Bombolo disse. Conti uscì dal bar mezz'ora dopo. Solo, pallido, distrutto. Mio padre aveva tutti i pezzi. Quel tempo in mezzo serviva a uccidere. La caccia stava per finire. La scienza non mente. Impronte, fibre, DNA. Mio padre andò al laboratorio, voleva prove certe. Qua dicono, la scienza è la verità. Il laboratorio confermò, le impronte erano di Conti, scarpe numero 42. Mio padre aveva la prova, ora doveva solo prenderlo. Mio padre appostò Conti, nella notte, come un cacciatore. Qua dicono, chi ha fretta non prende nulla. Mio padre aveva pazienza. Conti tornò al cantiere, lo stesso posto. Gli assassini tornano sempre. Mio padre lo sapeva, lo aspettava nell'ombra. Conti cercava qualcosa, forse prove, forse pace. Mio padre uscì dall'ombra, era finita. Qua dicono, la giustizia arriva sempre. Quella notte mio padre arrestò Conti, che crollò in ginocchio nel fango, piangendo. Tutti diventano piccoli quando la giustizia bussa.
Oggi il fiume Zero scorre ancora, porta via i segreti, le bugie, ma la verità resta. Qua dicono, l'acqua passa, la giustizia rimane e mio padre resta qua, a vegliare su questa terra. Questa è la sua maledizione e la sua redenzione. La giustizia non dorme mai, nemmeno in Veneto. Questa è la storia vera di mio padre, una storia di giustizia, una storia di verità e come dicono qua, la verità viene fuori come l'olio sull'acqua, sempre.